Io sono quando mangiavo di sotto la lanterna. Angelo, come volete. Angelo, ci vediamo là?
stanno dentro questi stabilimenti e che si aspettano dalle organizzazioni sindacali, diciamo così, una risposta precisa. E voglio dire, attenzione, che questo ArcelorMittal non è un nuovo imprenditore, è un imprenditore che in questi anni ha comprato molte imprese, soprattutto in Europa, è il miglior produttore, il più grande produttore di acciaio, e generalmente questo imprenditore non ha buoni rapporti né con le organizzazioni sindacali né con le istituzioni né nel rispetto, diciamo così, dei requisiti ambientali principali. Quindi io penso che anche oggi sia stato importante non solo scioperare, ma aver qui con noi anche le istituzioni, il sindaco, le forze politiche, perché siamo all'inizio di una vertenza difficilissima, sappiamo dove vogliamo andare, ma abbiamo bisogno di tutti, a partire dal governo italiano, che è chiamato a fare delle scelte precise. Delle scelte precise significa che non può dire che Italmittal non rispetta gli impegni e poi un minuto dopo condividere il fatto dei 4.000 esuberi. Noi, quando sentiamo 4.000 esuberi, diciamo in modo chiaro che a quel numero non ci vincoliamo. Vogliamo discutere stabilimento per stabilimento quali sono le prospettive, i carichi di lavoro, i livelli occupazionali e tutte le soluzioni utili anche per i lavoratori che stanno appunto dentro l'indotto. E guardate, oggi anche in un'altra parte del nostro paese, a Piombino, stanno discutendo di una difficile vertenza, sono siderurgici come voi, stanno rischiando il posto di lavoro come voi, hanno trovato un imprenditore che in questi 2 anni non si è, diciamo così, mantenuto credibile rispetto agli impegni presi. Allora noi diciamo al governo: fai diventare la siderurgia una questione nazionale, falla diventare il punto di discussione con i lavoratori, con il sindacato, perché se nel nostro paese sparisce la siderurgia, e noi questo rischio lo stiamo davvero correndo a Taranto, nell'Ilva e a Piombino e anche in altri stabilimenti, rischiamo di vedere altri morti ed altri feriti in altre imprese, perché senza l'acciaio non si va da nessuna parte, non si fa industria, non si difende l'occupazione. È stata oggi una giornata importante, è stata qui a Racconigi, ci stiamo impegnando per sviluppare gli scioperi in tutti gli stabilimenti del gruppo Ilva, ma questi segnali ci rafforzano dentro una trattativa che ha appunto queste caratteristiche. E infine voglio dire 2 parole anche per quanto riguarda Marcegaglia. Oggi qui ci sono i lavoratori e noi Marcegaglia ce l'abbiamo a Roma, perché ovviamente dentro la cordata degli imprenditori che hanno preso Ilva c'è anche questo nome prestigioso dell'industria italiana, ma tanto è prestigioso, tanti problemi ci sta creando. Il rovescio della medaglia di questa impresa è che dentro la cordata non è interessata a fare, diciamo così, investimenti, ma semplicemente ad occuparsi dei propri debiti, e in tutti i suoi stabilimenti ci sono dei problemi molto evidenti per quanto riguarda le condizioni di lavoro e il rispetto delle norme per quanto riguarda la sicurezza. Gli infortuni che sono successi in questa realtà parlano chiaro e noi non vorremmo che con l'arrivo di questo ArcelorMittal, questo indiano, le stesse condizioni che capitano in alcuni stabilimenti Marcegaglia siano la condizione con cui si opera anche negli stabilimenti Ilva. E poi c'è la questione dell'ambiente, sicuramente molto meno a Novi Ligure, ma molto a Taranto. Noi pensiamo che in quella realtà l'ambiente e l'industria debbano marciare in modo parallelo. Si può fare industria